Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus, il nostro consueto approfondimento. Dopo il telegiornale oggi torna ad occuparsi del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, perché se è vero che ci sono delle famiglie, dei genitori che non mollano all'idea insopportabile per loro e per i loro figli che il centro possa chiudere da luglio del 2024 allo scadere appunto dell'ennesima proroga, è anche vero che non molliamo nemmeno noi, non abbiamo intenzione di farlo perché questa è una causa giusta, è una causa che sposa certamente gli interessi di una buona sanità nell'isola. Oggi abbiamo 3 collegamenti, non ho ospiti in studio, mi sembra giusto andare subito, eccoli qua i miei ospiti, li vedete, ma vado dalla collega Valeria Maglia che si trova a Palermo, dove oggi si è tenuto un sit-in proprio davanti a Palazzo Orléans, perché queste famiglie hanno dato vita a una serie di proteste. Oggi questa era importantissima per loro, l'abbiamo detto nel nostro telegiornale, e dunque fra poco sapremo che cosa è accaduto. Valeria, sei con le famiglie e non solo. Sì, grazie Roberta, grazie ovviamente a tutti coloro che ci stanno seguendo tramite questa trasmissione. Noi siamo ancora qui a Palermo, alle nostre spalle la presidenza della regione siciliana. Abbiamo avuto un incontro con il capo di gabinetto, portavoce del presidente della regione. Ovviamente nel corso della trasmissione vi diremo quali sono gli ultimi sviluppi. Un centinaio di famiglie che sono arrivate da tutta la Sicilia e anche da fuori da Sicilia, alcune della Calabria. Insomma, i genitori continuano a dire no alla chiusura del centro e soprattutto chiedono finalmente la deroga. Benissimo, allora torniamo tra poco da te. Saluto anche Carlo Gilistro che è appunto deputato all'Ars ma anche componente della Commissione Salute del Movimento 5 Stelle, lo dico sempre, pediatra, dottore, che conosce molto bene la situazione del CCPM. Buon pomeriggio onorevole. Buon pomeriggio a voi tutti. In questo momento mi sento più di tutto pediatra, ma per un motivo semplice, perché la mia anzianità di lavoro mi ha permesso di vedere nascere la cardiochirurgia di Taormina, che è un polo di eccellenza da quando è nata, quindi io l'ho vista nascere durante il mio lavoro professionale e non permetteremo che verrà chiusa, non lo permetteremo, perché oggi ero lì davanti a Palazzo d'Orléans e a gridare insieme alle persone, insieme ai pazienti, non solo dall'aula, non solo dalla commissione, ma anche sotto la finestra di Schifani c'ero anche io, perché volevo essere accanto a questi pazienti e l'unica cosa che non posso testimoniare, perché sarebbe la cosa più giusta metterle in diretta, le voci spezzate, il dialogo spezzato, accorato delle madri e dei padri di questi bambini. È quello che mi ha spinto a partecipare anche in maniera attiva col microfono in mano, perché la parola giusta in questo momento ed è il carburante che muove, che dovrebbe muovere la politica, e questo carburante si chiama indignazione. Questo è quello che ho provato e questo è quello che ha permesso di partecipare. Io sono a fianco dei bambini e delle famiglie, soprattutto non come deputato, che va bene, sono qui e cercherò di fare l'impossibile, ma perché ribadisco, questi bambini e queste famiglie non possono correre da una parte all'altra della Sicilia per avere il diritto alla salute. Questa è la cosa più assurda. No, Ho ribadito. Onorevole, aspetti, io la blocco, mi perdoni, io sono convinta e assolutamente credo nell'indignazione che lei in questo momento sta facendo arrivare, ed è la stessa indignazione che muove tutti noi dell'informazione, tutte le persone che si sono occupate di questo caso. Il fatto è che purtroppo, o per fortuna, lo vedremo naturalmente che cosa utilizzare, che la politica è fondamentale in questo momento, è fondamentale perché senza quella e senza una mossa giusta si rischia veramente di chiudere. Quindi è vero che è giusta l'indignazione del pediatra, dell'essere umano, ma anche come politico lei ci serve certamente. Quindi grazie per questo. Torniamo da lei tra un attimo, voglio andare a Taormina dove c'è appunto il medico Enrico Iannace, che è responsabile appunto del reparto di anestesia
l'anestesia dell'ospedale, del reparto così importante, ma è anche una voce estremamente come dire, efficace, l'ho già sentita parlare, e quindi lei va oltre l'indignazione. Lei ci racconta intanto di una situazione in ospedale che è diciamo a metà tra l'attività fervente e diciamo la mannaia sulla testa, perché da luglio non potrete più nemmeno ricevere prenotazioni. Dottore. Certo, è così, esattamente così. Noi continuiamo a lavorare come se non ci fosse un domani. Continuano a nascere pazienti cardiopatici nella nostra struttura, i pazienti continuano ad afferire al nostro centro, la sala operatoria non è stata mai chiusa, l'emodinamica, la sala di emodinamica continua a lavorare senza soste, i pazienti continuano a essere accuditi, serviti e le famiglie continuano a essere, crediamo, essere soddisfatte. Le persone che stanno a Palermo sono, alcune di quelle famiglie le conosco benissimo, sono persone che fidelizzate al centro, che si troveranno sicuramente in una situazione di disagio enorme nel momento in cui questo posto dovesse chiudere. Com'è la situazione in questo momento in ospedale? Io so che tra l'altro saluto insomma idealmente il primario Agati, Sasha Agati, sono in Iraq in questo momento, perché voi, ricordiamolo, fate anche delle missioni. Allora, la situazione è questa: il dottor Agati rientra domani mattina, quindi comunque vada domani mattina, al suo rientro già abbiamo una seduta pronta per operare. Come si capisce non si ferma mai. E abbiamo, il reparto è pieno, la terapia intensiva lo stesso, e solo questa settimana sono già nati 2 cardiopatici, due bambini con diagnosi di cardiopatia congenita. Questo è un lavoro continuo, non c'è sosta in quello che facciamo. Ecco, quindi diciamo non vi potete permettere pause di nessun tipo. E se posso dirne un'altra, e qui vorrei coinvolgere ovviamente sia l'onorevole Gilistro ma la collega che insomma è a Palermo, qua non si tratta più nemmeno di fare spostare le famiglie da una città all'altra dell'isola, perché in questo momento, stante la situazione anche del centro palermitano, del quale adesso parleremo, e che ci auguriamo sia e diventi un punto di riferimento florido, assolutamente tanto quanto Taormina. In questo momento, se fosse chiuso Taormina, le famiglie dovrebbero prendere un aereo. Valeria, è così? Ma guarda, io ti posso dire, ma non dico nulla che già tutti i siciliani sappiamo bene, quindi immagino anche i deputati e quindi altrettanto il Presidente della Regione. Allora, le famiglie per venire in pullman oggi, quindi sono partite alcuni da Messina, poi da Catania, hanno fatto le stazioni, sono state più di 3 ore, ok? Perché tra i blocchi in tangenziale, tra i lavori ovviamente in autostrada, tutto il caos ovviamente che c'è poi per uscire fuori da Catania e per entrare dentro Palermo, e quindi sto dicendo un tempo medio, 3 ore solo per arrivare all'ingresso, quindi dall'uscita della città fino all'ingresso di Palermo. Ora io vorrei capire con quale logica si pensa che questo possano essere dei tempi per i ragazzi, per fare ricoverare qua delle sì, persone. Valeria, scusami, no, io volevo solo dire che al momento non è operativo Palermo, quindi al di là delle 3 ore che ci sono volute No. Palermo è operativo. Palermo non è operativo nell'emergenza. Cioè non ha pronto soccorso. Certo. Nell'emergenza fanno solo interventi programmati. Perfetto, quindi diciamo io mi riferivo proprio a questo, cioè nel momento stesso in cui c'è un'emergenza, come diceva il dottore, un bimbo cardiopatico che bisogna urgentemente portare, chiaramente lì la situazione non è al momento possibile. Non c'è emergenza. Allora, dottore onorevole Gilistro, so che questo è un argomento molto caro, anche questa difficoltà di raggiungere da Taormina a Palermo è un elemento non trascurabile. Ho detto, lo dico sempre questo, non siamo in una regione che è la Valle Padana, e non è una regione in cui i mezzi di comunicazione sono ad alto livello, ad alta competitività. Qua se c'è qualcosa ad altissima competitività è il centro di cardiochirurgia di Taormina,
quindi un'eccellenza del genere che non può essere scippata alla nostra regione. Ma ribadisco, un bambino che va a fare che ha un intervento di cardiochirurgia non è lo stesso bambino che va da Catania o da Ragusa a Palermo per fare un attacco o un esame diagnostico importante e poi non deve tornare più. Ogni bambino che ha un intervento ha bisogno di un trial continuativo, di essere ricontrollato continuativamente, e in una regione dove esiste un'unica autostrada, e forse l'unica autostrada nazionale a corsia quasi unica, come pensiamo di poter lasciare questi bambini viaggiare con 3-4 ore nel migliore dei casi? E sono bambini che hanno le loro già gravi problematiche. Io non metterei sul piatto né leggi, come diceva uno dei pazienti, un genitore di paziente, non metterei sulle scrivanie le leggi, ma metterei le cartelle cliniche. E lo so, Io però farei onorevole, scusi, però le risposte del Presidente della Regione sono basate sulla legge, perché io l'ho sentito più volte dire però c'è la legge Balduzzi, dico, mi sembra di trovare consenso in questo, cioè qual è allora, di fronte a tutte queste evidenze, qual è l'arcano? Cioè cos'è la cosa che poi impedisce all'evidenza di diventare una deroga e basta? Qual è il punto? Perché la legge Balduzzi prevede quello che questi pazienti vogliono. La legge Balduzzi prevede che in regioni dove c'è una situazione orografica come la nostra, Valeria Maglia, andiamo sull'orografia della Sicilia e sulla legge Balduzzi. Si è un po' interrotto il collegamento con Gilistro, spero che almeno possa sentirci. Sì, stavo dicendo che la legge Balduzzi invece lo prevede. Se leggiamo attentamente la legge Balduzzi, il centro di cardiochirurgico non deve sparire, perché la legge Balduzzi prevede questo in regioni dove non c'è un'uniformità geografica o orografica così come la Sicilia. Quindi il decreto Balduzzi, se lo leggiamo attentamente, prevede anche questa deroga. Quindi noi non stiamo cercando di andare sulla Luna, noi cerchiamo quello che ci tocca. Ma allora non si legge bene, scusi, però è anche un po' inammissibile, cioè non si legge bene questo decreto. Io mi domando, se è così chiaro, e c'è un altro fattore che si aggiunge di chiarezza, chi non legge bene questo decreto? Perché diventa assurdo come concetto. Lei mi sta dicendo un'altra cosa che si aggiunge a delle evidenze, onorevole. Assolutamente, basta leggerlo con attenzione. Il decreto Balduzzi prevede questa deroga. Lo potete leggere con attenzione, non lo dico così per dirlo, ma perché è scritto. Quindi questa è una delle altre cose che non riusciamo a capire. Benissimo. Sono quelle cose incomprensibili. Incomprensibili. Valeria Maglia, allora abbiamo aggiunto un altro tassello. Ma in realtà non l'abbiamo aggiunto, Roberta, perché questa è una cosa che abbiamo sempre detto, i genitori lo hanno sempre detto, l'hanno detto anche a Schifani la prima volta che lo hanno incontrato e lo hanno ripetuto oggi quando una delegazione è stata ricevuta dal dottor San Marzano, che è il capo di gabinetto del presidente Schifani, che continuava a ribadire questa cosa del decreto Balduzzi, e abbiamo ripetuto nuovamente che lo stesso decreto contiene la possibilità della deroga in regioni in cui ci sono particolari esigenze. Quindi questa teoria che continuano a dire non sta né in cielo né in terra. L'unica cosa che vi posso dire di novità oggi, per entrare nella cronaca, è che finalmente abbiamo saputo che il presidente Schifani ha chiesto un incontro ufficiale per parlare della questione deroga con il ministro della salute, quindi a Roma, incontro che ci dovrebbe essere tra il 20 e il 21 marzo, in cui saranno presenti una delegazione ovviamente dell'assessorato alla salute con il dottore Iacolino, ci è stato detto, un rappresentante ovviamente del Ministero e anche un rappresentante dell'ospedale Bambino Gesù. Ora, che cosa si diranno
Io questo ovviamente non lo posso sapere. Che cosa cercano di capire o di avere dal Ministero, anche questo non riesco a capirlo, perché noi come genitori, cioè io parlo come noi, ormai mi sento una di loro, i genitori hanno parlato, hanno incontrato anche il ministro Schillaci, che più volte ha ribadito che da parte di Roma e del governo nazionale c'è tutta la volontà a tenere questo centro aperto e che la responsabilità e la decisione finale è esclusivamente del Presidente della Regione. Quindi questo continuo tirare la palla da una parte all'altra, ecco, francamente non lo capiamo. Roma ci dice che dipende da Palermo. Palermo ora vanno a Roma per incontrare un'altra volta una delegazione del Ministero. Almeno questa volta c'è anche il Bambino Gesù. Quindi speriamo che da tutti questi incontri finalmente si riesca a sapere la motivazione reale che noi tutti ipotizziamo, ma ovviamente non lo possiamo dire, e si riesca finalmente a avere un dato sul perché questo centro ancora a tutt'oggi non ha la deroga. Allora, questo è chiaro. Io volevo andare a Taormina e poi salutare il dottore Iannace, perché lì ovviamente il lavoro ferve. Tra le tante cose che si sono dette in questi mesi, no? Tra come dire, persone che hanno cercato di lottare per il centro, ma anche tra qualcuno che invece si è posto stranamente come detrattore, io ne ho lette davvero di ogni tipo, si è parlato di interventi di alta complessità o non alta complessità. Vogliamo ricordare quali sono gli interventi che vengono realizzati nel centro di Taormina? La cosa importante è che il centro di Taormina è un centro dove i pazienti cardiopatici nascono, quindi praticamente hanno innanzitutto un'assistenza dal primo momento in cui emettono il primo vagito. Vengono valutati, diagnosticati e poi assistiti. Le patologie più serie che noi trattiamo sono, per esempio, il cuore sinistro ipoplasico, che è una delle malattie più complesse da trattare, gestire e seguire nel tempo. Trasposizioni, prematuri. Una cosa particolare che noi facciamo di continuo sono andare per esempio nelle terapie intensive neonatali dell'area vicino, anche a Palermo andavamo prima, a chiudere i dotti in pazienti prematuri, dove il discorso trasporti, ecco, torniamo a quello, dove il trasporto del paziente è molto più complicato, è molto più pericoloso che non l'intervento stesso, quindi noi ci portiamo tutti quanti nel posto in cui sta ricoverato il paziente da operare. Gli ECMO respiratori soprattutto, ma anche quelli cardiaci in pazienti che stanno male in altre terapie intensive, si muove un'equipe dedicata, arriva in queste terapie intensive, assistiamo il paziente e lo portiamo a Taormina per il proseguo delle terapie. È un periodo questo qua di influenze cattive, e già solamente nell'ultimo periodo 2 pazienti abbiamo salvato in questo modo. Siamo noi quindi che ci siamo mossi per andare a prendere i pazienti, Messina ed Enni in questo caso, e li abbiamo assistiti e salvati qua a Taormina. Questo è quello che verrebbe a mancare, venendo a mancare Taormina. E non solo questo, non solo l'urlo delle famiglie è una cosa importante, ma quello che è importante per quanto ci riguarda è il lavoro fatto fino adesso. Noi come cardiochirurgia, come Bambino Gesù, siamo qua da 14 anni e le persone sono cresciute con noi e siamo cresciuti insieme tutti quanti. Dovete immaginare che la cosa che si perde di più qua è il capitale umano, persone che si sono formate nel tempo. Io, per dire, solo per fare un anestesista completo ci vogliono 4 anni full immersion di lavoro continuo, dedizione, non stancarsi mai, andare sempre oltre l'ostacolo, non contare mai le ore di lavoro e il tempo che si perde con i pazienti, perché quel tempo là non è mai perso, è solo tempo guadagnato. Ed è questo che noi chiediamo. Comunque vada, chiarezza per quanto riguarda il futuro, nei confronti delle famiglie, nei confronti del personale, nei confronti di chi poi si trova, mi si perdoni la citazione, disperso come lacrime nella pioggia, ecco, faccio il poeta, ma in realtà è questa la storia. Questa gente praticamente si trova persa nel nulla. Mi riferisco ai professionisti, mi riferisco agli infermieri, ai tecnici e alle famiglie che poi dovranno
trovare un altro modo di essere seguite, assistite. Dottore, grazie infinite. Al tocco di poesia ci fa sempre piacere, anche perché voi la poesia ce la mettete sempre nel rapporto con questi bambini e questi genitori. Non a caso queste famiglie, nel tempo non credo di aver assistito mai a un movimento di famiglie così impressionante, no? Devo dire che questo dovrebbe far pensare. Grazie tante, dottore. Le auguro buon lavoro. Noi restiamo con i nostri due ospiti. Fatemi salutare il dottore. Eccolo qua. Buon pomeriggio e buon lavoro. Allora, con Gilistro, con la collega Valeria Maglia, che io ormai ho presentato come Valeria Maglia, appunto, ma ricordiamo che oltre ad essere, come dire, uno dei cuori del CCPM, ovviamente è anche una importante collega che si occupa tanto della medicina, della salute, direttore di Medical Excellence. Scusami Valeria, l'avevo completamente dimenticato. Ma sei in compagnia, tra l'altro presentaci l'ospite e poi andiamo in pubblicità. Allora, io vorrei molto velocemente farti avere delle testimonianze di genitori, perché credo che sono più importanti di me. Accanto a me io ho Letizia Rivolta, che arriva da Monza. Io la amo, Letizia, questa donna, è fantastica, è fantastica. Letizia Rivolta viene da Monza. Aspetta Valeria, perché ci dobbiamo fermare, non ne abbia a male Letizia, che è stato un orgoglio secondo me, perché è una donna che ha preso un mezzo più di una volta solo per il piacere di essere nuovamente nel centro che ha salvato la sua bambina, dodicenne se non ricordo male, con un intervento lunghissimo, e quindi il suo modo per dire grazie è questo. Ci fermiamo solo un secondo e torniamo tra poco. Siamo tornati in diretta, il nostro focus dedicato al centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina, che non deve chiudere, lo dicono i genitori, lo dicono le famiglie, lo dice buona parte della politica, perché abbiamo sentito il calore con il quale anche Carlo Gilistro, deputato e componente della Commissione Salute, ha dichiarato. Insomma, è una cosa inaccettabile e ci ha aiutati anche a capire quelli che sono altri tasselli chiari, oltre a quelli che nel tempo vi abbiamo elencato, circa la possibilità, anzi come dire, quasi l'evidenza che questa deroga alla Balduzzi possa arrivare. Torniamo a Palermo con Valeria Maglia e Letizia Rivolta. Allora Letizia, dici perché sei lì? Ma perché io devo ringraziare la Sicilia che ci ha ospitato quando eravamo in vacanza, che Federica è stata male e ci hanno trovato un posto dove stare. Abbiamo trovato un ospedale unico nel suo genere, che non solo di grande competenza, che ha salvato Federica dopo 12 ore di intervento, che per la scienza non avrebbe dovuto essere ancora viva, e invece una grande professionalità e una grande famiglia unica nel suo genere anche rispetto alle nostre esperienze ospedaliere. Veramente una famiglia e che ci ha ospitato, e noi sentiamo come tale, quindi combattiamo a fianco di questi genitori, perché è un'eccellenza che esiste e va salvaguardata e messa a disposizione anche di tutta l'Italia, no? Arriva gente da tutto il mondo per operarsi qua, quindi essere da Monza, essere qua non è niente praticamente, no? Ecco. Per un posto speciale così. Come sta tua figlia adesso? Benissimo, grazie. Benissimo. Molto bene. Bene, Sì. Allora tu sei venuta più volte, hai avuto il piacere anche di viaggiare quando il dottore Sasha Gati, responsabile del centro, ha fatto il compleanno, pensa un po', è stato un motivo per prendere un aereo e venire con tua figlia, l'hai fatto quasi piangere, se non senza quasi. Segno che in questo posto non c'è solo la professionalità, ma c'è anche una grande capacità di accoglienza, grande umanità, fondamentale con i bambini. Dico fondamentale nella vita, ma con i bambini sicuramente tanto. Assolutamente, è proprio una cosa mai vista, una fede, un tenerci all'individuo, alla persona, interamente, senza giudizio e con grande competenza, è proprio una cosa speciale. Io ti dico, sono tutti fantastici, ma quando sono giù di morale, magari per mia figlia, penso ad Agati e mi rimetto, dai che ce la facciamo. Va bene, allora Valeria, quindi ribadiamo, facciamo un recall che poi voglio andare da Gilistro.
genitore, facciamo molto veloce, noi siamo seguiti anche da un avvocato, ovviamente, l'avvocato Bilitteri, che è stato tra l'altro stamattina all'incontro, quindi ha portato avanti le istanze da un punto di vista legale, perché non è che i genitori sono sprovveduti, no? Cioè parlano con carte alle mani, giusto avvocato? Sì, infatti quando l'onorevole San Martano faceva presente che il decreto Balduzzi non può essere, non si può andare in deroga perché è complicato, eccetera, noi francamente abbiamo anche messo, diciamo, a disposizione una serie di normative che tengono conto anche di altri fattori, perché il decreto Balduzzi, a parte che è un decreto ministeriale, non è, diciamo, chiaramente va letto in armonia con altri principi che sono più importanti, anche il principio di insularità, di perequazione infrastrutturale, ma ci sono anche trattati europei, ci sono diverse norme che prevedono e che fanno sì che tutti quanti abbiano diritto alla salute, ma concretamente, perché bisogna avere anche un'assistenza sanitaria sul posto, perché diciamo, l'assistenza sanitaria sul posto può essere fondamentale anche in via, diciamo, ora cosa faremo da un punto di vista legale? Allora, dal punto di vista legale, diciamo il 20 e il 21 noi vorremmo anche sapere l'esito di questo incontro, faremmo anche una richiesta di accesso agli atti per capire quando è stata fatta la richiesta di deroga al decreto Balduzzi, perché vogliamo vedere appunto quali motivazioni verranno portate dalla Regione per ottenere appunto la deroga. E quindi saremo qui presenti, anche, diciamo, l'associazione, insomma, di Mura si mette a disposizione per questo, per fare una richiesta di accesso agli atti e verificare passo dopo passo ciò che viene fatto. Tutto ovviamente per sostenere questi genitori che sono qui, e spero, insomma, non bisogna mollare, bisogna sempre essere presenti e sollecitare le istituzioni. Perfetto. Grazie Valeria, chiudiamo poi con un gruppo di genitori per salutare, ma io devo andare da Gilistro. Allora, onorevole, ha sentito, insomma, lei parlava giustamente, leggiamolo bene questo decreto, ma in effetti c'è anche il principio di insularità che pende, no, sulla nostra, ci sono tanti modi per aggirare, peraltro ha girato in altre regioni dell'Italia. Ecco, cosa ci possiamo aspettare da questo ennesimo passo che è stato compiuto oggi, secondo lei? Allora, ci sono diverse ragioni importanti. Faccio un piccolo riassunto del riassunto. Il collega di Taormina ha detto giustissimo, sì, ha detto benissimo, assolutamente sì, cioè dire che ci sono voluti anni di formazione. Noi abbiamo formato un'equipe di medici di altissimo spessore professionale e oggi vogliamo buttarlo via. Questa è la prima motivazione. Abbiamo speso tantissimo per creare questo staff meraviglioso. Secondo, non può, ho ribadito prima, un paziente di quel genere permettersi di fare va e viene per città e per una parte geografica che è la Sicilia, dove il minimo sono 4 ore, 5 ore, 3 ore per potersi spostare. Sono bambini fragili, la parola giusta è bambini fragili che hanno bisogno di un'assistenza, continuità e di prossimità. Certo. Questo è il motivo più importante per cui bisogna agire sulla deroga Balduzzi. Questi hanno bisogno di prossimità, la prima cosa, ma non solo per i genitori, già per i bambini. E nel momento di un accidente cardiologico a cui assistiamo non possiamo permetterci il lusso di fare 4-5 ore di strada per raggiungere il primo centro disponibile. Quindi, e non solo, ricordiamoci che lei ha detto, Roberta, sempre elegantemente, perché lei è sempre fascinosa anche nel modo di parlare, io la adoro, ma non è, lo dico di cuore, per questo poesia non è solo poesia quello che fanno a Taormina, è eroismo, riescono a lavorare 20 ore al giorno, 18 ore al giorno, perché loro sono una missione, una passione per il loro mestiere. Quindi questi sono i nostri eroi. L'ultima cosa, io manderei il registrato, io non volevo partecipare oggi in maniera col microfono lì in piazza, perché c'è sempre quella ambiguità, deputato
consenso, ma nel sentire le voci spezzate, le voci roche, il pianto, le lacrime di tutti quelli che erano là, che stamattina protestavano. Facciamo vedere i genitori, per favore, facciamoli vedere insieme a Gilistro, insieme, perché facciamoli vedere. È fondamentale, mi ha indignato, ho dovuto. Li possiamo sentire, onorevole, li sentiamo anche adesso questi. Grazie gentilissimo lei per quello che ha fatto stamattina. Io mi scusi se la interrompo bruscamente, ma abbiamo pochissimi minuti, quindi faccio un po', voglio dire, la parte della collega, perché vorrei continuare a fare sentire la voce, ovviamente. Purtroppo dei genitori. abbiamo un minuto, Valeria, abbiamo pochissimo, neanche. Sempre un minuto. lui ha sempre un minuto, però eri dentro, no? Eri dentro la riunione. Ero dentro, sì. Il dottor Sammarzano praticamente ci ha spiegato che ci sarà questo incontro, ma fondamentalmente noi abbiamo lamentato il fatto che non c'è nessuna comunicazione da parte della regione, da parte del presidente, non ci danno nessuna informazione. Ho ricordato che, come ci aveva prospettato già a novembre il presidente Schifani, nel giro di 2 giorni avremmo ottenuto la proroga di 6 mesi, che è arrivata puntualmente il 31 gennaio, quindi l'ultimo giorno utile. Pensiamo alla deroga e quindi siamo molto preoccupati su questa cosa. E poi devo dire che è veramente assurdo, paradossale, che delle famiglie che dovrebbero stare a casa, i bambini dovrebbero stare a scuola, siamo sotto la pioggia a protestare per mantenere un'eccellenza, perché se fosse stato magari un reparto, qualcosa che magari era, diciamo, da non considerare, magari, ma se lo chiedono il motivo per cui decine, centinaia di famiglie si spostano da tutta l'isola per stare sotto la pioggia con i bambini e difendere un ospedale, difendere un reparto, cioè già solo questo basterebbe per togliere tutte queste scuse, perché per noi ormai sono soltanto scuse, non vogliamo più sentire ci stiamo lavorando, non vogliamo più sentire c'è il decreto Balduzzi, basta, non lo vogliamo più sentire, vogliamo soltanto vedere atti concreti. Benissimo, allora signor Primavera, lei è quello del minuto, però c'è sempre, ci rivolgiamo sempre a lei, va bene. Però stanno migliorando, vedi come sono bravi. Allora, onorevole, grazie. Io però vorrei dire una cosa. Noi serviamo anche a lanciare di queste proteste, però vorrei anche dare il beneficio, tra virgolette, del dubbio, nel senso cerchiamo di confidare in tutte queste sollecitazioni che stanno arrivando al presidente Schifani. Io mi auguro davvero che tutto questo possa arrivare dritto e che possa trasformarsi in azione, va bene? Quindi confidiamo, voi siete stati lì perché avete cercato un'azione, avete fatto un incontro, è vero Gilistro, cerchiamo di essere positivi, ok? Quindi speriamo in una sollecitazione finale positiva, possiamo dire così? Assolutamente, io sono fiducioso ed ottimista, perché non lo so, io credo davanti a questa protesta e a queste voci così come le abbiamo sentite, nessun ministro, nessun presidente può ritenersi, come voglio dire, sordo, sordo, non può essere sordo. Esatto, non può non emozionarsi. Allora facciamogliele vedere per piacere queste cose, va bene? Proviamo a fargliele vedere, so che ci vedono tanti, lo so. E allora continuiamo a farle vedere. Grazie Carlo Gilistro, grazie onorevole, grazie ragazzi, vi dico ragazzi, ormai insomma siamo diventati veramente un'unica cosa. Bravissima Valeria Maglia come sempre. Forza, forza, la prossima puntata magari sarà con una bella notizia. A tutti voi grazie per averci seguito e grazie alla mia regia, insomma, che è stata clemente nel tempo, ma a volte le cause vanno sposate in pieno. A tutti voi buon proseguimento di giornata.